La numero 3, number 3. Guarda, c'è una persona che davvero è più siciliano di noi perché ama la cultura siciliana, il mondo siciliano anche, è Zio Jack. I just want to say that to all my Sicilian family, to the Drago family, who is my Sicilian family, and Valerio, who is my Sicilian family, and to all the Sicilians in the world, I love you and I feel that I am at home when I am in Sicily. There is no greater place in the world than in Sicily. And I am proud to be an honorary member of these families from Sicily. You are an amazing, amazing group of people. When you accept somebody into your world, and you do not accept many into your world, when you are accepted, you are family, and you are made to feel as if you were born into that family. And I am so grateful and so humbled to be part of the Sicilian family. Grazie. Thank you, Grazie. thank you. Grazie. Grazie a te, penso che non c'è bisogno di nessuna traduzione, pure per chi non conosce tanto l'inglese o l'americano, perché ha detto delle parole legate di amore verso la nostra terra. Zio Jack, non l'italiano, ma Zio Jack parla anche, sa tantissimo dialetto siciliano. Davide will speak in Italian and Tanino will translate for you. Ok, thanks. Siamo a Los Angeles, precisamente a Beverly Hills, ancora più precisamente siamo via Loro, in questo bellissimo locale del chef Tanino Drago. Grazie. Posso aggiungere del poeta chef Tanino Drago? Poeta, è vero, perché uno si cantante, Poeta no. anche No, perché è una poesia quello che Uno si abbiamo mangiato innamora, stasera. Come dice Zio Jack, un po' artistico. Esatto, in questo senso. diciamo, uno si innamora del suo cibo e delle sue parole. E siamo, oltre ad essere con lo chef Drago, siamo con il nostro Valerio Evola, un carissimo amico, e poi siamo assolutamente onorati di avere Mr. Jack Rapchi. Onorati per la persona che è, per la persona di valore che è, perché l'abbiamo ascoltato, ci siamo innamorati stasera delle sue storie, per la sua grande professionalità, e perché vogliamo oggi dare la terza, un gesto che rappresenta il Made in Sicily, un gesto, un oggetto che rappresenta il Made in Sicily. Ne abbiamo dato due a due personaggi illustri. Il primo l'abbiamo dato a Celestino Drago, che rappresenta la famiglia Drago, di cui qua c'è un altro chef Tanino che insieme a suo fratello e agli altri fratelli portano la sicilianità nel mondo con i loro ristoranti qui a Beverly Hills. Poi l'abbiamo dato a Tembi Lock, e questo terzo oggetto, che non voglio dirlo fino a quando non viene aperto, che rappresenta il Made in Sicily, vogliamo darlo a Jack Rapchi, e lo spieghiamo pure, perché lui, per l'amore che ha per quella nostra terra, dico la nostra, siamo siciliani, mi emoziona a dirlo, assolutamente ci tengo e ci teniamo, noi di Io Compro Siciliano, a dare questo simbolo del Made in Sicily, perché dovremmo sempre più e dobbiamo sempre più innamorarci per come lui la racconta e per come lui la ama, la nostra bella Sicilia. Io voglio aggiungere una cosa importante, e cioè che non è un caso la presenza di Valerio e Tanino, perché l'idea è che noi stiamo costruendo una rete, questa rete è fatta di persone che si legano tra di loro, e quindi è un gesto che facciamo noi come Io Compro Siciliano, ma questa famiglia di Io Compro Siciliano è larga. Tanino fa parte di questa famiglia, Valerio fa parte di questa famiglia, e quindi noi lo consegneremo a Tanino e Valerio saranno loro a darlo, perché ci teniamo molto che sia una rete al nostro graditissimo ospite. Quindi Alla nostra famiglia. alla nostra famiglia. Perché Zio Jack, no, non solo Zio Jack, no, noi signor Rapchi, per noi è famiglia, sempre, perché è una persona che ho avuto l'onore di conoscerlo
25 anni fa e per me è famiglia, è fratello, è fraterno, è tutto. E quando ho visto che venivate qua con questa cosa, che guarda, c'è una persona che davvero è più siciliano di noi perché ama la cultura siciliana, il mondo siciliano anche, è Zio Jack. Quindi Grazie. ora Grazie. Vorrei dire che questo terzo oggetto è il terzo di 100 oggetti, sono soltanto 100 le persone che per noi rappresenteranno le prime tre con Jack, le abbiamo conosciute, e ne daremo tante altre per arrivare a 100 rappresentanti del Made in Sicily per capito l'amore. Zio Jack? No? Sì, 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 Tu sì, sei- io ho capito. Ma Zio Jack parla anche, sa tantissimo parole dialetto siciliano. Siciliano. E qual è uno, Zio Sì, Jack? sì, sì. Qual è uno? Assa benedica. Tutto benedetto. Allora, questo è l'oggetto che è stato realizzato, qua vedete scritto Ceramicando, che è una artista palermitana che ha disegnato anche il simbolo di Io Compro Siciliano. E questa è una Aprilo. Questa è la famosa mattonella. mattonella. Per costruire Per costruire, il nostro fine, è bene che lui lo capisca, è quello di costruire con questa mattonella un grattacielo del Made in Sicily. la numero 3. Grazie. With this A number 3. ceramic, we gonna build it eventually, a beautiful building in Sicily, and this one you will be part of this. I am honored and I am humbled and mille grazie. Grazie mille. I am humbled and I am honored and I wish you buona fortuna in your endeavors with this. That I pray to Dio that He will bless this venture and all of you and all of your families and give you health and long life and peace for all of you. Grazie. Thanks. Grazie. 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 E grazie a Tanina e grazie a Valerio che hanno scelto e hanno avuto questo piacere, e per noi diventa un onore di avere Jack tra Ringraziamo Io Compro Siciliano di avere ascoltato la nostra richiesta, perché è una persona splendida e davvero di cuore davvero per la Sicilia e per questa parte di Io Compro Siciliano. Grazie. Grazie. Fratello.